Buongiorno a tutti, spero che si senta. Si sente bene, Gabriella? Bene. Innanzitutto sono felice, contento, perché finalmente cominciamo a fare qualcosa che è tanto tempo che avremmo voluto fare. Le comunità energetiche. Le comunità energetiche per noi, come Enip, sono parte fondamentale dei nostri valori. Inclusione e sostenibilità. Decliniamo la sostenibilità con diverse sfaccettature. Una è sicuramente quella nella prima parola, inclusione. C'è una sostenibilità economica, che non è seconda, c'è una sostenibilità ambientale. Ma la comunità energetica ha in sé la prima parola comunità, e la comunità è parte fondante dell'inclusione. È l'aspetto relazionale che accomuna tutti noi in tutte le cose che ogni giorno noi facciamo. È tanto tempo che questa sigla CER, questo concetto di comunità energetiche è presente nel nostro paese e forse noi riteniamo sia anche il momento di dare forte attuazione operativa, perché siamo la formazione professionale e la formazione professionale è il luogo del fare e noi queste comunità energetiche le vogliamo fare. Le vogliamo fare in una comunità estesa, che non è solo quella dei nostri edifici, non è solo quella delle ragazze e dei ragazzi che ogni giorno frequentano le nostre sedi, è qualcosa di ben più profondo, è qualcosa collegato con i fornitori, con le nostre famiglie, con chi ci sta vicino. Il tema della comunità energetica quindi è sicuramente, rispetto a una visione prospettica del futuro, qualcosa di estremamente importante. Ne parliamo oggi con persone a dir poco autorevoli. Abbiamo con noi in ordine Roberto Marcato. Roberto rappresenta la Regione del Veneto, è in lui che sta la responsabilità delle comunità, non solo delle comunità, ben altro, ma oggi è qui a parlare con noi delle comunità. Lo ringrazio tantissimo perché la nostra regione, fra le prime in Italia, ha comunque posto il tema delle comunità, lo sta portando avanti, sono stati già finanziati studi di fattibilità e il rallentamento che abbiamo avuto, posso già anticiparlo, non è stato dovuto sicuramente alla nostra regione, ma a questioni normative anche di ordine nazionale. Fabio Gerosa rappresenta qui Fratello Sole. Loro le comunità energetiche le fanno e le hanno fatte, le stanno facendo in tanti luoghi in Italia e quindi ci porterà anche un'expertise non solo del fare le comunità energetiche, ma farle col grande valore che esse rappresentano appunto in un concetto di comunità. Scopriremo poi che sono comunità che sono proprio del nostro mondo. Gigi Bobba, faccio fatica a presentarvelo perché Gigi Bobba è l'Enip e io penso che come umile amministratore dell'Enip del Veneto presentare l'Enip nella sua essenza più alta mi sia un po' più difficile. Oggi è qui anche quale presidente di Tertius. Tertius è il terzo settore. È il terzo settore in Italia come pensiero, non solo giuridico, economico, ma qualcosa di ben più profondo. È grazie anche a Tertius che oggi le comunità energetiche possono assumere la forma tecnicamente di ETS, di enti del terzo settore. Noi siamo un'impresa sociale e lavoriamo con molte imprese sociali. Giuridicamente poter fare una comunità energetica come enti del terzo settore e con enti del terzo settore credo che sia qualcosa di rilevante. Federico, potrei riassumere che forse tu qui sei di più l'energia, l'energia nei suoi ruoli, ex presidente Enea, oggi ha in carico ruoli di grande responsabilità perché AGM è qualcosa di significativo, è una delle più grandi società a livello nazionale dal punto di vista dei servizi non solo energetici, perché poi i servizi ormai sono estesi, ma è qui non solo in questi ruoli così importanti, anche perché ha in sé la vera professionalità tecnica che ci possa anche accompagnare in questo percorso. Comincerei nell'ordine delle domande. Datemi un secondo perché io oggi sono qui
a sostituire una nostra fantastica collega Maria Ferrara, che purtroppo ha la febbre, e quindi anch'io dovrò rileggermi le domande insieme con loro. E quindi prima cosa salutiamo Maria Ferrara a casa, che ci starà, poverina, con tutto il lavoro che ha fatto, attenta a quello che noi diciamo. La prima domanda la facciamo a Gigi Bobba, e attiene sostanzialmente a questo. È difficile, forse per alcuni di voi, capire l'importanza nella possibilità che c'è oggi che la comunità energetica assuma la forma di ETS. Non è una cosa banale, non è una cosa che si è portata a casa in un giorno, è stata anche questa un'azione politica che ha richiesto tempo, ha richiesto grandi interlocuzioni, ma oggi noi vorremmo sapere da Gigi, e vorrei che tutti voi poteste capirlo, qual è il valore che deriva dal fatto di poter fare una comunità energetica nella forma di ETS. Gigi, a te la parola. Questo? Vai, si sente. Bene, intanto un saluto a tutti e a tutte, anche quelli che sono collegati. Molto volentieri ho accettato l'invito di Giorgio per due ragioni, una positiva e una invece per un impegno che ha preso, che deve confermare qui di fronte a tutti voi. La prima è per ricambiare il fatto che insieme siamo stati nel mese di maggio a Ignassoro, in Mozambico, dove le ACLI hanno una grossa attività, un grosso centro di forma, una scuola, diventato un istituto tecnico, ci sono più di 1300 ragazzi e ragazze, e per la prima volta Giorgio, nella sua duplice qualità di amministratore di Enel Veneto e di presidente di Enelnet, mi ha accompagnato in un'occasione, un bel compleanno, erano 20 anni, perché da quando la Estrela Domar, si chiama così la scuola, è partita. La seconda è che ho detto a Giorgio, dico vengo solo se, poi dopo non facciamo solo delle chiacchiere, ma tu con l'Enel Veneto ti metti a fare qualche comunità energetica. E allora per questo ho detto guarda che gli interlocutori territoriali li conosci bene te, ma io ti consiglio di far venire Fabio Gerosa e Federico Testa, perché ne sanno molto più di me su questo tema, e soprattutto non fanno chiacchiere ma fanno. Quindi poi ascolterete da loro, diciamo, anche una prospettiva concreta. Quindi oggi vogliamo fare una riflessione, ma in vista di qualche cambiamento che sia nelle cose. Rispondendo alla domanda, innanzitutto c'è stato da superare, lo ha detto in forma implicita Giorgio, un ostacolo, perché non era ben chiaro, era un po' lì sul filo del rasoio, se l'attività di produzione, distribuzione, autoconsumo di energia potesse rientrare tra le attività di interesse generale che sono classificate nel codice del terzo settore. Nel 2022 e nel 2023 è stato fatto un emendamento che abbiamo in qualche modo un po' lavorato dietro le quinte, che ha fatto una modifica per cui anche questa attività ha la qualifica di interesse generale. Perché è importante? Perché gli enti di terzo settore non possono fare tutto, possono fare le attività di interesse generale. Certo, poi possono anche fare attività commerciali di qualsiasi tipo, ma sempre in forma minoritaria. Quindi, superato questo ostacolo, abbiamo detto, ed è il senso di una ricerca che abbiamo condotto con il sostegno della Fondazione Cariplo, e che potete trovare sul nostro sito www.tertius.it, è scaricabile gratuitamente, e ci siamo posti la domanda: ma conviene, è necessario, è opportuno, è sensato
fare una comunità energetica con la forma giuridica cooperativa, associazione, fondazione di ente di terzo settore? E in questa ricerca abbiamo cercato di dare una risposta. Qual è la premessa? La premessa è che se voi andate a leggere la legge che ha istituito le comunità energetiche nel nostro paese, che è del 2021, vedete già che le premesse di partenza ci sono tutte. La comunità energetica deve essere un ente di tipo collettivo, cioè quindi non singolo, deve essere un ente senza finalità di lucro, deve avere la finalità di risparmio energetico e di benefici ambientali e via enumerando, insomma, quelle caratteristiche che sono, ha detto il professor Ficci, in qualche modo un'anima comune con gli enti di terzo settore. Quindi diciamo la base, il cardine è comune, ma questo non basta, perché bisogna vedere se poi la forma organizzativa, giuridica organizzativa, sia appropriata per fare una comunità energetica. Ma che cos'è una comunità energetica? È dei cittadini singoli, famiglie, degli enti locali, degli enti religiosi, degli enti di terzo settore, delle imprese private che si mettono insieme per produrre energia da fonti rinnovabili e per distribuirla in forma di autoconsumo o anche, se ne hanno una produzione eccedente, per venderla, immetterla in rete, quindi ricavandone un risultato. Innanzitutto c'è questo principio che è fondamentale, cioè che si punta ovviamente ad un risparmio energetico, ad una crescita della componente delle energie rinnovabili, ma c'è anche una crescita non solo di energia nel senso letterale della parola, ma anche di energia della comunità. Dicevo a Giorgio prima di venire qua che mi è piaciuto molto il titolo, no? Vat in Vet, sembra quasi solo una battuta, però mette insieme l'energia, quella che consumiamo ogni giorno per tante attività di servizio, con l'energia che corre dentro ai processi formativi, ai processi che portano al lavoro e alla professione, no? Ecco allora che questa energia è basata sulla comunità, no? Le comunità energetiche, almeno nelle intenzioni, dovrebbero rafforzare quel pilastro comunitario che spesso è dimenticato a favore o delle amministrazioni, dell'amministrazione pubblica o del mercato, come se la vita di tutti noi si potesse risolvere solo nella dimensione dello scambio, del mercato o nella dimensione della legge, l'amministrazione. Quindi questo è un punto di comunanza, di anima fondamentale. Secondo, le forme giuridiche tipiche dell'ente di terzo settore, ovvero la cooperativa, impresa sociale, l'associazione, la fondazione, sono forme giuridico-organizzative che sono fortemente congruenti con il modello della CER, perché hanno una struttura aperta, non hanno un controllo esclusivo, hanno una possibilità di includere soggetti anche di natura diversa, l'ho detto prima, enti locali, amministrazioni, soggetti famiglie, soggetti persone e via enumerando, e quindi la struttura giuridico-organizzativa è congruente con la comunità energetica. C'è un terzo aspetto, e poi chiudo, vedo Giorgio che mi guarda già male, è l'aspetto, come dire, fiscale. È anche conveniente, ha un'anima comune, ha una struttura giuridico-organizzativa congruente, ma è anche conveniente? Beh, direi che è conveniente per due ragioni, perché con il gennaio di quest'anno finalmente è arrivata l'autorizzazione comunitaria delle tariffe premiali per le comunità energetiche in relazione all'energia che viene prodotta. Si aspettava da lungo, perché la legge del 21, l'autorizzazione comunitaria è arrivata all'inizio del 2024. Quindi tutte le comunità energetiche che saranno
che nasceranno entro il giugno del 2026 avranno questa tariffa premiale. Gli utili che derivano dalla produzione di questa energia hanno una tassazione se si ha la formula dell'ente di terzo settore? No, perché non viene considerato la distribuzione di questi utili derivanti dalla vendita di questa energia come un elemento caratterizzante da un punto di vista fiscale. Il secondo tipo di convenienza è quella che questi soggetti, cioè le comunità energetiche, possono essere presenti, o meglio, hanno un intervento da parte del PNR molto rilevante, fino al 40% dell'investimento, qualora insistano in un territorio locale, cioè in un comune sotto i 5.000 abitanti. Poi qui Federico vi dirà la legge è buona, la pratica non è proprio altrettanto, però l'incentivo da un punto di vista di legge è molto rilevante. Adesso si tratta di capire se la struttura promozionale di questo vettore, di questo booster che è stato messo, entrerà in campo effettivamente, oppure se rimarrà una bella legge disapplicata o inapplicata. C'è un terzo aspetto importante di vantaggio, è che se uno assume la forma di ETS, cioè di cooperativa, di associazione, di fondazione, ha anche automaticamente tutti gli altri benefici tipici dell'ente di terzo settore. Può raccogliere donazioni, può avere il 5 per 1000, può fare il social bonus e via enumerando. Adesso non sto a entrare nel merito. Quindi alla fine, conclusione, è opportuno prendere questa strada perché c'è una comunanza di anima. Secondo, la forma giuridica organizzativa è congruente. Terzo, ci sono dei singolari aspetti di convenienza fiscale per cui prendere questa strada non è, diciamo così, non si va a sbattere, anzi se ne trova un vantaggio. Per tutte queste ragioni forse vale la pena non buttare via l'occasione che finalmente la legislazione c'è. Certo, bisogna anche che gli attori istituzionali, non tanto il Parlamento e il Governo, ma gli attori sul campo, il GSE e gli altri attori regolatori del campo, diciamo, svolgano un'azione non meramente burocratico-amministrativa, ma un'azione promozionale. E poi ci sono i soggetti che sono sul territorio o che sono nati proprio anche nella forma di ETS, come quella l'impresa Fratello Sole, che possono fare da accompagnamento effettivo per la nascita di queste comunità energetiche, che sono, ultimo punto, anche un elemento di controllo democratico dell'energia. Oggi l'energia è nelle mani di pochi. Con la nascita di un numero rilevante di comunità energetiche ci potrebbe essere, diciamo, un controllo distribuito e quindi non capitarci, come è capitato quando è iniziata, ahimè, la guerra in Ucraina, di trovarci dipendenti dal gas e dal petrolio russo e di dover cercare altre soluzioni che in qualche modo potessero ovviare al problema del fabbisogno energetico. In tutto questo, concludo, gli enti locali, qui abbiamo anche l'assessore della regione, possono svolgere un ruolo di traino, di indirizzo, di in qualche modo dare un perimetro a queste attività, a queste iniziative che nascono dalle comunità territoriali. Ma è nella comunità che ci sono quell'energia, quel VAT in VET che è nel nostro titolo. Grazie Gigi. Prima di introdurre Roberto, prima non ho sorvolato nel ruolo che Roberto Marcato ha come assessore, l'ho tenuto adesso per la domanda perché è il nostro assessore per lo sviluppo economico e l'energia. Prima di passare la parola a Roberto, credo che nelle parole di Gigi ci sia una cosa importantissima. Non può esistere una transizione di qualunque natura essa sia se non è, questo noi pensiamo, equa.
se non è equa e se non è inclusiva. Il tema della povertà energetica è un tema fortissimo che nei prossimi anni dovremo affrontare. Ci sono delle correlazioni che oggi noi già sappiamo. A un determinato livello di censo nel nostro paese si ha la possibilità di studiare di più o di studiare di meno. Se questo è vero, ed è vero, un futuro che vede dover destinare ai costi energetici una parte rilevante delle nostre retribuzioni vuol dire impedire alle future generazioni di poter partecipare correttamente all'ascensore sociale. Questa è una cosa fondamentale. Viene anche una molto banale, vedete, noi stiamo ovviamente valutando nelle nostre sedi di costituire le comunità energetiche, c'è un aspetto economico, l'aspetto economico non è immediato, ma anche se l'effetto economico fosse pari a zero, abbiamo un effetto di sostenibilità importantissimo, perché produciamo energia da fonti rinnovabili. Non ultimo, vi ricordo che abbiamo chiesto a tutte le nostre ragazze e ai nostri ragazzi, nell'equinozio della formazione, quali fossero le cose che più gli interessavano. Quello che è emerso in maniera trasversale è il tema della sostenibilità ambientale. Roberto, assessore allo sviluppo economico e all'energia, sei la nostra persona qui. La regione che qui tu rappresenti, qual è il percorso che porterà avanti nei prossimi anni su questo tema così caro, non solo a noi, ma io e te su questo ci siamo già confrontati più volte. Roberto è amico di Enip, conosce Enip, ci siamo trovati in più posti su questo tema della comunità energetica. È un po' di, vorrei dire mesi, in realtà di anni, che porta pazienza. Lo stresso? Ok, oggi siamo in una situazione in cui possiamo concretizzare queste comunità. A te la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie Giorgio e grazie all'Enei per l'ospitalità e per aver voluto questo momento di confronto. Quello che faremo, ma anche quello che abbiamo fatto, perché l'anno scorso a luglio in Consiglio regionale è stata approvata la prima legge italiana sulle comunità energetiche, tra l'altro sintesi di una mia proposta di legge e di due proposte di legge delle opposizioni. Ne abbiamo fatta una singola che è stata votata all'unanimità ed era la legge che ha dato inizio alla promozione sul territorio delle comunità energetiche. E questa è stata intanto una grande dimostrazione di maturità della classe politica veneta che all'unanimità, senza discussione, ha approvato questo testo normativo e lì abbiamo iniziato ad andare sul territorio, provincia per provincia, ad incontrare gli enti locali, le associazioni per promuovere questo strumento innovativo e rivoluzionario. Quella legge aveva una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, che abbiamo consumato tutto ovviamente, e poi siamo partiti con il primo bando di un altro 1 milione di euro per la costituzione, quindi noi di fatto paghiamo le spese amministrative per la costituzione delle comunità energetiche. Siamo andati in overbooking praticamente in 24 ore, abbiamo raddoppiato il budget e nonostante questo non siamo riusciti a dare risposta finanziaria a tutte le richieste, per cui adesso sto cercando di far scorrere la graduatoria per dare una risposta a tutte le richieste che sono arrivate. Oltre a questo io ho messo 10 milioni di euro poi per la costruzione delle comunità energetiche vere e proprie. Noi ci crediamo tantissimo, è uno strumento che di fatto non ha controindicazioni, ha un grande valore ambientale, è uno dei perni della transizione energetica e ha anche un grande valore sociale, perché come diceva prima il direttore, su questo noi possiamo fare un grande lavoro per combattere la povertà energetica. Ci sono dei comuni che si sono già mossi in questo senso, hanno costituito le comunità energetiche anche con i fondi della regione, e una parte dell'energia prodotta viene data di fatto ai nuclei familiari che hanno difficoltà a pagare le bollette. Quindi credo che sia anche questo un aspetto davvero significativo. La comunità energetica poi è diventato uno degli elementi cardine del nuovo piano energetico regionale. Io l'ho portato in giunta
qualche tempo fa, adesso è in commissione consigliare e ha iniziato l'iter consigliare per l'approvazione definitiva che io mi auguro arrivi quanto prima. Il piano energetico della Regione Veneto si basa ovviamente sul fotovoltaico, si basa sul biogas e biometano sostenibili, sull'idrogeno. Noi abbiamo immaginato nella nostra idea addirittura 2 hydrogen valley, una a Porto Marghera e una a Padova per la presenza evidentemente dell'università, le comunità energetiche e l'eolico in offshore. Come tutti voi sapete, il Veneto insiste in un bacino orografico dove non c'è ventilazione e quindi non c'è possibilità di sfruttare l'eolico dentro la regione. In offshore ci sono delle possibilità, bisogna capire il rapporto costi-benefici. L'idroelettrico non è sfruttabile perché l'abbiamo sfruttato tutto. Quello che possiamo fare eventualmente sono dei revamping su impianti esistenti, ma ogni salto possibile è stato usato in Veneto, per cui non l'abbiamo contemplato per questo motivo. Non abbiamo, e qui mi permetto anche una divagazione per chiarire alcuni elementi, nel piano energetico non c'è il nucleare, e non c'è il nucleare molto banalmente perché, qualcuno l'ha dimenticato, in Italia c'è una norma, una legge che non consente di fare il nucleare, per cui parlare di nucleare ha poco senso. Ha poco senso anche perché non c'è un piano energetico nazionale che preveda il nucleare e quindi immaginare anche una semplice discussione su questo oggi non ha nessun senso. Dopodiché dobbiamo avere anche la freddezza nel dire che quando parliamo di nucleare di nuova generazione il mondo accademico ci dice che l'avremo in disponibilità fra 30 anni. Evidentemente noi abbiamo delle esigenze prima dei 30 anni, per cui abbiamo fatto e costruito un piano energetico che sia sostenibile da un punto di vista ambientale, sostenibile da un punto di vista economico, perché altrimenti tutte le voglie ambientali o ambientaliste crollano se non c'era anche la sostenibilità economica, e che sia un piano concreto e che abbia una sua dimensione di messa a terra. Fra risorse regionali, nazionali e europee è un piano che vede una dote finanziaria di 7,2 miliardi di euro per uno sviluppo economico di oltre 10 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di un piano che anche dal punto di vista economico diventa davvero straordinario. Noi sulle comunità energetiche ci crediamo tantissimo, anche perché sono talmente mobili che chiunque le può fare il condominio e quindi dei privati, lo può fare il comune assieme alla parrocchia per riscaldare il comune e la palestra o la canonica, lo può fare un'area artigianale assieme al comune, cioè è una formula davvero adattabile a qualsiasi esigenza, per cui ci sono grandi opportunità finanziarie e fiscali dello Stato, grandi opportunità della Regione. Non farlo è davvero un'occasione persa, e quindi approfitto e ringrazio l'ENAI, ringrazio te, perché anche questi momenti servono per divulgare questo strumento straordinario che sarà protagonista nei prossimi anni. Grazie. Grazie Roberto, noi ti prendiamo in parola. Abbiamo già sviluppato almeno 5 siti per le nostre comunità energetiche, quindi oggi no, lunedì mattina siamo in regione. Sono dispiaciuto perché Gigi ha detto una cosa che non doveva dire. La scadenza è nel 2025, non nel 2026. La scadenza della contribuzione agevolata è nel 2025, perché se noi diciamo il 2026 vuol dire che quest'anno non facciamo niente, invece è nel 2025, va bene? Allora, Luca, la scadenza è al 31 dicembre 2024, punto. C'è qualcosa che ci accomuna con Federico, l'ho vista adesso.
Nella formazione c'è questa fantasia delle sigle ITS, IFTS che nessuno capisce niente, no? Però anche queste fusioni, Federico, AGS, AIM, è un po' impegnativa da dire, eh? Quindi lui è il presidente di AGS-AIM, ex presidente Enea, e credo che già queste cose siano importanti. Non è solo energia, e l'energia non passa, e la sostenibilità non passa solo attraverso l'energia, c'è acqua, ci sono servizi aggiuntivi. Però io oggi vorrei chiedere a Federico, nella sua capacità che ha di trasmettere in maniera semplice, nella tua voce, come racconteresti alla gente una comunità energetica? E non te lo chiedo, lo do quasi per scontato, nella tua esperienza, nel tuo ruolo oggi in AGSM-IM, ok? Quali sono le cose che state portando avanti? Devo dirti, mi piacerebbe molto la prima. Nelle tue parole, in maniera veramente semplificata, perché io credo che oggi, e anche credo un desiderio di Roberto, non solo, abbiamo bisogno di fare cultura su questo. Quindi ti lascio il microfono, a te. Allora, guardate, le comunità energetiche hanno un bel nome, c'è dentro comunità e va bene. Dopodiché bisogna fare un passo in avanti, non basta che ci sia il bel nome, bisogna che diventi realtà concreta. Fino ad oggi, anche per tutti i motivi che diceva Luigi, ma che riprendeva anche l'assessore Marcato, ne abbiamo parlato tanto e non sempre siamo riusciti a fare tutto quello che c'era da fare. E quindi, se non ci diamo una mossa, diventa uno slogan a cui tra un po' non crede più nessuno. Quindi dobbiamo fare delle cose concrete per portarlo avanti. Le cose concrete sono: in un territorio, in una comunità, dobbiamo individuare un soggetto che abbia le condizioni, le competenze per fare un attimo da traino a questa roba, perché non basta dirci che bello facciamo la comunità energetica, dopo bisogna farla concretamente. Allora ci serve qualcuno che abbia le condizioni per poter trainare una cosa di questo genere. Che condizioni servono? Grazie anche a tutto quello che ha fatto la Regione, che ha messo in campo, non è che serva chissà che, però dobbiamo avere un soggetto che aggreghi gli altri nella forma giuridica che si vuole, che diceva Luigi, ma un soggetto che aggreghi. Perché guardate che al di là di mettere insieme diversi soggetti in una comunità, la comunità energetica produce ricchezza, cioè riesce a massimizzare quelli che sono i flussi di entrate, se tu riesci ad avere concomitanza tra produzione di energia e consumo di energia. Se no, facciamo tutta una gran confusione e poi alla fine dell'anno tu sei socio della comunità energetica e ti diamo 10 euro. Sì, va bene dal punto di vista della comunità, ma non è solo quello che ci serve. Abbiamo bisogno di produrre più ricchezza per le cose che venivano dette prima. Allora, cosa vuol dire?
vi faccio un esempio, non so quanti di voi siano di Verona e quanti siete di Verona, così posso fare gli esempi. Su Verona, vabbè, ce ne sono abbastanza. Allora, zona stadio c'è pieno di scuole. Nella zona dello stadio c'è il palazzetto dello sport, un bel tetto pieno di pannelli. Però se noi andiamo in zona stadio, riempiamo di pannelli tutto, i pannelli producono energia durante il giorno. La gente durante il giorno non è a casa, è a lavorare. È vero, ci sono un po' di scuole che consumano, ma le scuole, la scuola elementare, cosa vuoi che consumi? Sì, cioè, ecco. Allora, non funziona tantissimo, bisogna inventarsi qualcosa. Allora, l'inventarsi qualcosa, per esempio, è cominciare a dire: se dallo stadio andiamo 300 metri più in là e ci riusciamo con la cabina energetica, allora tiriamo dentro i Salesiani e il Don Calabria. I Salesiani e il Don Calabria cosa c'hanno? Vabbè, l'ENAI. Tiriamo dentro i Salesiani e il Don Calabria e quindi tiriamo dentro della gente che la mattina fa andare i torni, usa il saldatore e fa tutte queste robe qui, e quindi riusciamo a fare in modo che quando c'è il consumo quando c'è la produzione questi consumino. Ecco, allora il ruolo che possono avere le aziende come la GSM, AIM, ma le aziende di questo tipo è quello di: hanno tutti i dati sui consumi, per esempio, cioè noi sappiamo dove sono i consumi, allora mettere a fattor comune queste cose ci può consentire di disegnarle bene e di fare in modo che si massimizzi i flussi e i guadagni per la comunità, che poi non devono essere guadagni per, insomma. Adesso vi racconto uno scottante retroscena, non andate a raccontarlo in giro. Quando abbiamo capito quella roba lì, io sono andato dal vescovo e gli ho detto: senti un attimo, ma se noi facciamo la comunità energetica e tiriamo dentro i Salesiani, adesso l'ENAI perché è trascurabile, e il Don Calabria, dai che scherziamo un pochettino, dico, ma se poi i margini sono 11 centesimi a kilowattora, riusciamo a fare in modo che 9 vadano in diminuzione dei consumi di chi c'è dentro e che 2,5 li diamo alle famiglie che ce n'hanno bisogno in quel quartiere, a queste cose qua, perché questo è il senso di fare queste robe. Allora, se noi riusciamo a far nascere cose che hanno questo modo di operare, che ragionano in questo modo, allora questo diventano cose che uniscono le comunità, che le fanno crescere. Ripeto, al di là del centesimo non centesimo, però bisogna lavorare così. Quindi importante che l'ENAI, ma penso a Fratello Sole, cioè ci siano soggetti che si muovono in questa logica e che dicono: proviamo a farle così. Da questo punto di vista, per quello che riguarda le multi-utility, noi ci siamo, perché ci interessa stare in queste cose qui, perché sono forme di comunità. Vi dico solo un'ultima cosa, dopo sto zitto perché ho parlato anche troppo. Allora, c'è qualcuno di voi che come telefonino ha Wind O3? Lei? Ecco, 4 li abbiamo trovati. Allora, voi sapete che Wind O3 vi dicono: ma perché non compri l'energia da me? Ti vendo sia l'energia elettrica che il gas, se vuoi. Le poste italiane nell'ultimo anno hanno speso una valanga di soldi di pubblicità sui giornali, in televisione,
con la Mara Venier che diceva: quando vieni in posta portati dietro la bolletta che ti controllo. A metà marzo si metterà a fare la stessa cosa anche TIM, e Fastweb l'altra sera ha cominciato a dire che vende anche energia, anche Fastweb. E arriverà TIM e se Vodafone ci metterà 2 mesi. Allora, cos'è che fa la differenza tra l'energia comprata in quel modo lì, che magari ti fanno un millesimo di euro e magari te lo fanno per i primi 3 mesi e dopo ritorna più alto e li recuperano tutti, e invece l'energia che ti viene dalla tua comunità è che tu sei parte attiva in quel gioco lì, capite? Allora, se noi vogliamo non finire dentro una logica che è appunto quella che oramai si compra tutto su internet, si compra tutto col telefonino e poi nessuno è più in grado di controllare niente, le comunità energetiche diventano uno strumento importante per tenere in piedi le cose che vogliamo fare per dare un senso alle nostre comunità. E questo vale per le comunità energetiche, vale per un'altra cosa che io e l'assessore Marcato faremo nei prossimi 10 giorni, e cioè cerchiamo di portare a casa nel Veneto. Lui ha detto che le dighe in Veneto non ce ne sono altre da fare, è vero. Lo sapete di chi sono le dighe? Tutte le dighe del Veneto. Tutte le dighe del Veneto ce le ha in mano, a parte 2 che ce le abbiamo in mano noi, ce l'ha in mano l'Enel. L'Enel paga di concessioni per l'idroelettrico nel Veneto 30 milioni all'anno e fa un margine di 450. Vi piace? Allora, una delle cose che stiamo pensando, cercando di fare, è che un pezzo di quei 450 ce li teniamo qua, o no? Ecco, grazie. Federico, io sono uno di quelli che ha fatto le guerre per l'acqua. Non vale solo per l'Enel, perché l'acqua che viene pompata dai nostri fiumi e che magari va in qualche bottiglia, anche qualche centesimo di quello potremmo prendercelo. La comunità, vedete, in questo periodo in cui stiamo parlando di comunità energetiche in ENEIP, in modo bello sono stato anche avvicinato da alcuni piccoli artigiani che ospitano i nostri ragazzi e mi hanno sottolineato che anche loro ovviamente sono interessati alla comunità energetica. ENEIP in Veneto spende poco, non siamo energivori, noi non spendiamo circa $500,000 di euro, ma nel nostro ciclo, insomma, parliamo di energia, no trasporti e cose varie. 700.000 col trasporto va bene, ok, ma nel nostro ciclo, nel nostro processo lavorativo ci sono dei momenti in cui non consumiamo. Normalmente l'attività è alla mattina, ci sono 2-3 ore il pomeriggio che viene in parte sospesa e poi viene ripresa con i lavoratori verso il pomeriggio sera. Immaginate le dimensioni che abbiamo, 18 centri, quanta capacità abbiamo per far sì di condividere con gli altri, ripeto, famiglie, ma anche gli artigiani, la parrocchia, la piscina del comune, un bene che è di tutti. Abbiamo iniziato con questo titolo bellissimo, Vat in Vet, grazie, ma credo... ma mi sa che te lo dici, ti che Italia, perché non... Allora, Vat in Vet è un titolo bellissimo, ma penso che Fratello Sole sia molto più bello. È veramente bello. E Fabio, credo che sarei limitato nell'esporre quello che voi fate, perché accompagnate sicuramente e realizzate la sostenibilità.
Realizzate la sostenibilità che non è solo energetica, ma è veramente della comunità nell'ambito nostro del terzo settore. Quindi una prima cosa che mi piacerebbe sapere da te, perché la sostenibilità è nella scuola. La scuola deve essere sostenibile, ma deve essere un luogo dove si sviluppa il pensiero della sostenibilità e che si possa anche quindi realizzare. Quindi tu nella tua esperienza, che se magari ce la condividi anche, come vedi queste scuole come luoghi di sostenibilità in termini energetici? Come luoghi, siamo nella formazione professionale, tieni conto anche questo aspetto qui, che è anche del fare. A te Fabio. Grazie. Allora, prima di tutto volevo ringraziare dell'invito, sono molto onorato, naturalmente ringrazio Luigi Bobba che mi ha invitato e sono particolarmente contento di aver ritrovato dopo un po' di tempo il mio carissimo amico Federico Testa, che quando era presidente di Enea ha aiutato tantissimo lo sviluppo della transizione energetica nel terzo settore, incontrando Fratello Sole, ma grazie alla sua capacità di porsi nelle istituzioni, con le istituzioni. Quindi ringrazio veramente tutti. Fratello Sole dico proprio due parole perché rispetto a cotanta importanza siamo comunque una parte molto piccola, è una particolare impresa sociale i cui soci sono enti religiosi, congregazioni, diocesi, enti del terzo settore, cooperative aggregate in tutta Italia. Quindi siamo nati tra l'altro 10 anni fa, quindi tra pochi giorni, il 14 dicembre compiremo 10 anni. E siamo nati dalla Caritas di Milano e da quella di Genova e adesso siamo presenti un po' in tutta Italia. Cosa facciamo? Aiutiamo questo mondo, in generale tutto il mondo del non profit, quindi sia la parte religiosa che quella laica non profit, a realizzare la transizione energetica. Quindi in primo luogo abbiamo iniziato a fare cantieri che riducevano stabilmente i consumi energetici, come Federico una volta ha detto in un seminario al quale abbiamo partecipato insieme, per dare un letto in più, quindi alle mense dei poveri, i ricoveri per i senza dimora, le case per i disabili, le scuole naturalmente, specialmente quelle maggiormente emarginate in luoghi particolari. Pensate che abbiamo uno dei soci è la Fondazione San Gennaro che lavora nel quartiere Sanità di Napoli. Ecco, noi facciamo questo, siamo un'impresa un po' particolare. Ne abbiamo iniziato a ridurre stabilmente i consumi, pensate che siamo riusciti a fare quasi 100 milioni di cantieri, quindi un importante impatto, e mediamente il risparmio generato è del 60%. Quindi per esempio Giorgio, prendi la tua bolletta di €500.000, tagliala del 60%, credo che tu possa venire qui ad abbracciarmi senza vergogna. Questo significa molto più del risparmio economico, perché la riduzione del 60% delle bollette ha un grandissimo impatto ambientale, vuol dire una riduzione importantissima di quello che i luoghi del terzo settore riescono a fare rispetto all'impatto ambientale. Quindi abbiamo un impatto ambientale e un impatto economico. Però il terzo settore e gli enti religiosi sono comunitari nativi. Quindi noi siamo la comunità per vocazione, per scelta, per nascita, per cui, come diceva Federico Testa prima, la parola comunità per noi è estremamente accattivante, per cui noi delle comunità energetiche approfittiamo, ci buttiamo a capofitto, diventiamo, dove è possibile, i trainatori del territorio, perché già lo siamo dentro quel territorio, già siamo un punto di riferimento, una sentinella in quel luogo riconosciuto. Per esempio pensiamo ai volontari che girano intorno alle associazioni, alle cooperative e così via, e portiamo avanti la transizione energetica, ma già che ci siamo rafforziamo la comunità. Quindi non è solo una trasformazione energetica, ma con la scusa della trasformazione energetica noi rafforziamo il welfare locale, il welfare comunitario, cerchiamo di sviluppare l'economia sociale, cioè quegli scambi che hanno una natura civile oppure non profit, come volete chiamarla, il rafforzamento dell'impresa sociale. Ci siamo chiesti per esempio perché
l'installazione, la progettazione, l'installazione, la manutenzione dei pannelli fotovoltaici di una comunità energetica non la può fare un'impresa sociale che fa inserimenti lavorativi, quindi inclusione. Cerchiamo cioè di recuperare a 360 gradi quello che è il senso del fare il bene della comunità. Quali sono i problemi? Noi li abbiamo chiamati, anche con Federico Testa, con questo neologismo un po' copiato, che si chiama ecological divide, cioè un po' copiato dal digital divide, un pochino più famoso, cioè la difficoltà, i 3 muri che impediscono, rallentano l'accesso del terzo settore alla transizione energetica. Il primo è la competenza. Guardate che fare una comunità energetica, lo accennavano Luigi Bob e Federico Testa, è estremamente complesso, è davvero difficile, non è. La parola è semplice e la parola è accattivante, il processo è estremamente articolato. Estremamente articolato perché bisogna parlare di aspetti giuridici e fiscali, di aspetti tecnici, di aspetti di engagement territoriali, di aspetti bilancistici, di sostenibilità economica e ambientale. È veramente complesso. Quindi c'è bisogno di un mediatore che possa aiutare a superare questo muro, il primo muro. Il secondo muro è importantissimo, qua chiamo in causa le istituzioni chiaramente, sono i soldi. Fare la transizione energetica costa un sacco di soldi, togliamocelo dalla testa, non è una roba a costo zero. Ecco, forse il 110 ci ha un po' illuso, i bonus ci hanno illuso, ma costa tanto. Fare le comunità energetiche costa tanto, sia nella processualità per arrivare a mettere il primo pannello, ma poi anche per l'installazione, la manutenzione e così via, per l'engagement sociale e così via. Allora il tema è delicatissimo, perché da dove arrivano i soldi, chi ce li dà questi soldi, e poi ce n'è un altro importantissimo. Ma perché te li devo dare? Perché se io vado in banca con una new co, ricordiamoci che la comunità energetica è un ente giuridico appena costituito, e dico sono appena costituito, mi servono 300.000 euro per mettere 300 kW, questo mi dice ti do 30.000 euro in beneficenza, ma non ti posso dare il prestito perché non ho credibilità bancaria. Allora, perché chiamiamo in causa le istituzioni? Intanto per i sostegni che rallentano, diminuiscono il peso dell'esposizione bancaria, ma poi per i sistemi di garanzia che sono fondamentali. Se non abbiamo una struttura di sistemi di garanzia, tutte queste partite sono, e lo diceva Federico Testa, un gran parlare, ma non c'è accesso al credito. Questo è il secondo muro che è importantissimo. Prima bisogna averli, i soldi, e qui gli stanziamenti delle varie regioni, il PNR eccetera ci aiutano, indubbiamente, il 40% del PNRR ci aiuta e va bene, ma poi per il resto, il 60%, bisogna trovare dei sistemi di accesso al credito di garanzia, e non sempre gli enti del terzo settore ce li hanno questi soldi. Un parroco mi dice: Fabio, dove vuoi che li prenda i soldi? La cassetta delle offerte adesso è vuota, dopo il Covid venivano a prendere i soldi dentro, questa è la realtà quotidiana. Però mi permetto di dire l'ultima cosa su questo secondo muro: anche se avessero i soldi, la domanda è: ma io compro il pulmino per il trasporto disabile o metto i pannelli fotovoltaici? Guardate che non c'è equivoco, prende il primo, perché quello è un bisogno, lasciatemelo dire, più legato alla missione primario. Quindi bisogna aiutarli anche in un pensiero e anche naturalmente in un'economia che è di questo tipo. Il terzo muro è un po' particolare, e cioè questo, è la capacità di mettersi in relazione. Ora voi direte: ma come? Una comunità del terzo settore, una cooperativa, una parrocchia non è in relazione? Sì, ma da vicino è, come dicevano i latini, è un hortus conclusus, cioè è la relazione tra chi si conosce. Invece questo mondo dell'energia necessita di mettersi in relazione con l'ente che distribuisce l'energia nel territorio, l'ente giuridico, l'ente tecnico, eccetera, eccetera. Mondi diversi, e questo è un problema, perché c'è il problema della fiducia, c'è il problema del furbetto che magari arriva e mi fa dei prezzi, eccetera, eccetera. Allora, questo è un altro problema. Allora, Fratello Sole è un po'
diciamo, il mediatore, quello che cerca di stare ad aiuto, di fianco, insieme agli enti del terzo settore per superare questo che chiamiamo ecological divide. Allora, detto questo, bisogna incardinarli poi nei progetti. Io ho incontrato tantissime persone, ma lo dicevano anche loro prima, che mi dicono: Fabio, io vorrei fare qualcosa di, diciamo, come verso la Laudato Si, però non farmi fare i corsi di formazione, che ne ho già fatti 20, fammi qualcosa di concreto. Ecco, è vero, la concretezza, diciamo, stiamo parlando che le cabine primarie del GSE sono state visibili da aprile del 2024, quindi diciamo ieri, però questo è l'anno di prova. L'incardinamento vero, la costruzione vera delle comunità energetiche si avrà, diciamo, da questi mesi del 2025 in avanti. Credo che ci sia una grande esplosione. Noi stiamo facendo 22 comunità energetiche, 2 sono già partite, le altre 20 sono nel 70% della realizzazione, quindi credo che la risposta vera per non disilludere chi crede in questo progetto bellissimo sia quello poi di farle sul territorio veramente. Signori, abbiamo iniziato con 8 minuti di ritardo, finiamo con 2 minuti di ritardo, ne assommiamo 10. Io sono qui oggi a ringraziare in ordine Federico, Gigi, Fabio e Roberto, e grazie a voi di essere stati con noi oggi.